Coach Ale Bertolucci, ne parlavamo anche prima con João Pinto, che bella, bella partita, due squadre che davvero hanno onorato il primo e il secondo posto e tu poi cercavi delle risposte, questa squadra te l'ha date fino in fondo, c'è persino qualche rimpianto perché ai punti non sarebbe stato scandaloso il 2-1 per Bassano, fermo restando che il Trissino ha fatto una signora gara. Sì, sì, il Tristano ha fatto la sua partita e io credo che, chiaro va rivista la partita, credo che abbiamo spinto un pochino più noi a livello di occasioni. eh, Sgaria ha fatto un'ottima partita, credo che sia stato il meglio del Trissino, però insomma è stata una gran bella partita, giocata a alti livelli, a ritmi alti. E soprattutto ho fatto complimenti alla squadra perché noi si veniva da una prestazione. Double face, perché il secondo tempo con l'Oliverense è stato notevole, è il primo che non è stato assolutamente da squadra di Bertolucci. Sì, sì, ma la partita in sé per sé è stata sciccata, è inutile girarci intorno, quindi venivamo insomma da un grosso dispiacere di giovedì e loro venivano invece da una grande festa vincendo 4-3 a pochi secondi dalla fine con Reus, quindi anche la parte umorale era dalla loro, quindi sono stato ancora di più contento per la grande prestazione che abbiamo fatto e perché c'è stata una grande reazione da giovedì sera. Senti, poi questo punto aiuta a corroborare il secondo posto, che lo ricordiamo è l'obiettivo della regular season, quindi non è poco, e poi questa squadra adesso ha dato delle risposte, se riuscisse a alzare un minimo la percentuale offensiva, cioè della concretizzazione sotto porta, questa squadra davvero può decollare. Sì, sì, è ancora, secondo me è ancora il nostro tallone d'Achille quello lì e quindi è una bella cosa perché abbiamo ancora tempo per migliorare sotto tanti aspetti, soprattutto la parte finalizzativa. È chiaro che volevamo vincere, abbiamo provato, come si è visto, abbiamo provato fino all'ultimo secondo. Non è andata così e ora ci resta ancora 2 partite perché comunque abbiamo Giovinazzo fuori, Viareggio in casa e loro però hanno il derby col Valdagno, quindi vogliamo spingere per cercare di fare di tutto per girare primi al girone d'andata. Ultimo pensiero, bella cornice di pubblico, ma io una parola la spenderei per la curva che nel dopogara con l'Oliverense è stata straordinaria per come vi ha applaudito, vi ha incoraggiato, perché dopo la vittoria sono bravi quasi tutti. Farlo dopo un KO in casa cocente è da pochi e anche stasera era più facile, ancora un caldo abbraccio da parte della curva e queste sono le prerogative che aiutano la squadra poi a rialzare la testa. Sì, sì, sono grandi, non lo scopriamo oggi. E nemmeno giovedì si sono sempre comportati alla grande con noi, è uno dei motivi perché noi mettiamo sempre qualcosa in più nella spinta della partita.